Ancora con l'opinione, ecco, sono rimasto allibito, l'ho detto anche nel nostro TG, dal comportamento di Curcio, che comunque è responsabile della protezione civile, che ha usato termini molto perentori: siamo in guerra, dobbiamo usare azioni da guerra. Allora, queste cose, dette da una persona del genere, non sono assolutamente gradite. Il popolo italiano, signor Curcio, non ha bisogno di queste sue esternazioni roboanti, perché lo so che lei vorrebbe attirare l'attenzione su di sé, magari chissà per quali ulteriori mire successive politiche, però non è questo l'atteggiamento giusto, non è aizzando le popolazioni, non è preoccupando le persone, non è che fomentando questo tipo di atteggiamento si risolvono i problemi, perché in effetti sicuramente lei lo saprà, perché comunque è a capo della protezione civile, perché altrimenti mi verrebbe da pensare che non lo sia, che lei sa che la colpa di tutta questa situazione qua è della mancata attuazione del piano di vaccinazione, perché in altre nazioni hanno vaccinato gli over 80 e le persone oggi, vediamo in Inghilterra oggi, finalmente non ci sono più morti. Quindi vuol dire che questa cosa funziona, anche una sola dose, fatela, però piuttosto siamo magari coperti al 50-60% per 2 mesi, 3 mesi. Invece questa cosa voi non la fate. Avete portato un piano di vaccinazione, adesso volete parlare di stato di guerra, siamo in guerra, dobbiamo attuare piani di guerra. Ma cosa? Ma dove? C'è la gente non ha bisogno di questi atteggiamenti, signor Curcio. Il popolo ha bisogno di essere tranquillizzato, responsabilizzato, ma tranquillizzato. Odio tutte quelle cose in cui i politici o chi si paventa tale, pur non avendo nessuna competenza di rispetto delle persone, deve allarmare la popolazione per lo scopo di soggiogarla. Non va bene e non è un atteggiamento rispettoso nei confronti dei cittadini. Io lo dico, l'ho già detto altre volte, basta con questo atteggiamento che non porta rispetto nei confronti dei cittadini. I cittadini meritano di essere rispettati, non di essere trattati come bestie, come animali da soma, come mandri alla vaccinazione. No, noi siamo teste pensanti e abbiamo bisogno di avere rispetto. Anche qua, gli over 80 in Veneto, da una settimana, 10 giorni, 15 giorni che diciamo anche in trasmissione, volete sì o no vaccinare questi over 80? Il 10% delle persone che muoiono sono over 80, che si ammalano di Covid. Quelli che si ammalano di Covid, il 10% non ce la fa. Allora vogliamo vaccinare queste categorie? No, andiamo a vaccinare l'impiegato amministrativo dell'USL, il professore di 40 anni. Ma siamo sciroccati! Ma dove ci abbiamo la testa? Ma veramente, ma ci rendiamo conto? Siamo un popolo che non è capace di organizzarsi, non abbiamo un minimo di cervello per organizzarsi. Anche qua in Veneto, abbiamo detto anche in trasmissione 2 settimane fa, non è da meno, anche massima disorganizzazione. Se devo tener conto di quello che dice qua un articolo di una testata giornalistica nazionale, vi ripeto, allora a Belluno gli over 80, quelli che vanno dai 70, devono essere 70-79 anni, devono entrare nel sistema di prenotazione. Invece a Venezia invece cambia tutto, vaccini solo per gli ultra ottantenni e soggetti fragili. Invece a Rovigo si cambia ancora, over 80 e persone vulnerabili vengono invitate per posta. Invece a Padova, l'US 6, sono sospese le vaccinazioni per il personale della scuola, per 5 classi di età ci si prenota online. Invece per la US 7 per Montana entrano in scena i medici di base per fare le vaccinazioni. A Vicenza invece l'America si spalanca subito un portale dove cui occorre registrarsi. Cioè, allora, 1, 2, 3, 4, poi si lancia la piattaforma che siamo sempre tutti online, no? Ah, tu vaccinati, allora come gli anziani che sono preoccupati perché sanno, cioè gli anziani, i nostri anziani sanno che se si ammalano, muoiono, sono preoccupati, li vogliamo vaccinare o no? No, loro si devono preoccupare, abbiamo fatto le foto, noi che dobbiamo informare, abbiamo fatto anche un articolo come sé stante, tutta la gente in coda, anche oggi sui giornali, le polemiche in Veneto in coda. Allora, siamo in grado di organizzare le cose? Possibile che non ci sia un cristiano nella protezione civile, signor Curcio, a lei mi rivolgo, visto che comunque fa tanti proclami, che non è capace di dire agli anziani, ai poveri anziani, per favore mettetevi in coda, distanziamento sociale, rispetto, che poi magari vi ammalate. Ecco, ma allora perché dobbiamo creare queste tensioni? Abbiamo visto ogni USL qui ha le sue regole in Veneto. Va bene, Zai ha detto adesso arriverà il portale unico, sì ho capito, però nel frattempo, ripeto sempre la stessa cosa, nel frattempo il piano vaccinale è cominciato da dicembre 2020, siamo a 3 mesi esatti e voi mi dite che in 3 mesi non siete stati capaci di organizzare una cosa decentemente, ma ci voleva tanto che no, ogni USL va per i fatti suoi, siamo in grado di organizzare una cosa unica? Ce la facciamo? Abbiamo le competenze,
Allora, però ricordiamo che qua non è una pratica amministrativa dove metti il timbro ed è passato, qui parliamo di vite umane, riusciamo ad avere rispetto delle vite umane. Che cosa ci vuole ad avere un piano organizzativo unico, a dare una direttiva unica per tutte le USL? Dobbiamo avere rispetto per i nostri anziani, che maniera gli vogliamo bene? Che facendo come fa Curcio, creando terrore alle persone dicendo ecco sì la guerra, siamo in guerra. Cioè ci sono anziani che sono preoccupati, che vorrebbero fare un vaccino, ha dimostrato la coda lì ai centri che ha voluto aprire Zaia per velocizzare le vaccinazioni, invece alla fine il problema è che rimane comunque questi qua, se non parlavamo noi 15-20 giorni fa e denunciavamo questo fatto, magari gli anziani non erano ancora vaccinati. E si parla di che adesso dovremmo essere intorno al 40-50%. Che senso ha vaccinare i dipendenti della CTV? Cosa c'è ai professori di 40 anni? Aspettano, quelli più a rischio sono gli ottantenni, prima quelli. Vogliamo far scendere i morti o no? E quindi da questo punto di vista credo che il Veneto debba ancora fare molto, meno parole e più fatti. Se è vero che siamo bravi a organizzare, a fare, siamo preparati, siamo degli ottimi lavoratori, secondo me nell'ambito dell'organizzazione delle